con il mister del Valgatara, Corazzoli. Mister, complimenti per la vittoria della Coppa, la prima della storia del Valgatara. Sì, grazie, è la prima anche mia, dopo qualche campionato vinto mi mancava la Coppa Veneto, la inseguivo da anni, adesso che sono quasi a fine carriera è arrivata. È arrivata in un anno che purtroppo abbiamo anche faticato in campionato, difatti siamo ancora mischiati nei play-out, però il percorso della Coppa è stato entusiasmante e abbiamo prodotto anche un tipo di calcio diverso dal campionato. Abbiamo eliminato la Provese, lo Spinea e questa qua di stasera, il Vittorio Veneto, che sicuramente erano tre corazzate molto più forti di noi. Abbiamo giocato con le nostre armi e in qualche maniera insomma le abbiamo portato a termine, però eliminandone tre sono anche soddisfatto perché probabilmente qualcosa nel motore abbiamo anche noi, ecco. Questo mi conforta che non è stato solo fortuna, però avendo eliminato queste tre corazzate qualcosa di importante abbiamo anche noi dentro. Per quanto riguarda la partita di stasera, è un Valgatara che si è difeso molto bene, ordinatamente, sinceramente non è quasi mai parso questa superiorità del Vittorio Veneto, diciamo, in classifica, solo per quel motivo là. Poi per il gioco sicuramente e tecnicamente il Vittorio Veneto era superiore. Sì, sicuramente per il gioco, organizzazione dello stesso gioco, il Vittorio Veneto era superiore, però se andiamo ad analizzare nel contesto generale, penso che le occasioni siano quasi pari, quelle veramente importanti, anzi una clamorosa nostra che il portiere ha fatto un miracolo. Detto ciò, non è che il Vittorio Veneto, se giochiamo 10 volte, 8 sicuramente vince il Vittorio Veneto. Magari su un campo diverso, senza pioggia, potevate soffrirlo questo Vittorio Veneto? Probabilmente sì, però c'è sempre da verificare, insomma. Nel calcio i sei ma restano lì. Noi siamo contenti di aver vinto sta Coppa e la portiamo a casa e domenica andiamo a Lugagnano per salvare il campionato. Certamente, e ci mancherebbe assolutamente che non ci fosse anche questi motivi. Dicevo del campionato, un Valgatara che deve salvarsi, manca un punto. Cosa dovrà fare questo Valgatara? Non è che manca un punto, ne mancano, pareggiando rischiamo di andare ai play-out perché se gli altri vincono ci prendono e con la differenza a reti rischiamo, domenica dobbiamo vincere. E questo è perché se vincono quelle dietro ci prendono e dopo con la classifica andiamo ai play-out. Mi conferma una voce di corridoio, se il Valgatara ha vinto e ha vinto la Coppa, è salvo lo stesso? Questo non si sa, però da quello che sento io e anche forse sarebbe la cosa più giusta, il campionato bisogna meritarselo sul campo. Grazie mister e complimenti. Grazie a te, sai. Siamo con Luca Toffoli. Luca, resta l'amaro in bocca perché è finita così ai rigori. Ci hai messo l'anima, hai fatto il gol del pareggio, poi ci sono stati i supplementari, peccato però non aver sfruttato altre azioni da gol. Ce l'abbiamo messa tutta per vincerla, il primo tempo l'abbiamo giocato un po' sottotono, sapevamo di poter far meglio, in secondo tempo siamo venuti fuori, nonostante non abbiamo segnato prima, non avessimo segnato prima. Però ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti a segnare e portare ai supplementari. Poi ai supplementari eravamo un po' stanchi, abbiamo provato comunque a giocare, abbiamo sempre noi in mano il pallino del gioco, abbiamo avuto 2 occasioni, però non siamo riusciti a chiuderla prima, anche a causa dell'espulsione, che in 10 ci ha portati ai rigori. E ai rigori è una lotteria. Io stesso ho sbagliato, il nostro portiere è stato molto bravo, ne ha parati 2 grandi parate, però una lotteria, ci abbiamo creduto fino in fondo, meritavamo forse di vincerla, però è andato così. Resta comunque la gioia del campionato vinto, un ritorno in eccellenza per questo Vittorio Veneto, diciamo un Vittorio Veneto che si trova al posto giusto in eccellenza. Siamo tornati nel campionato di nostra competenza, di competenza della piazza, perché la promozione era a un livello un po' stretto per il Vittorio, per la società, per la grandissima società che ha saputo ripartire.
Vedremo il prossimo anno di fare un buon campionato e andrà così. La tua stagione come la giudichi? La mia stagione, a livello di squadra abbiamo vinto, è stato tutto bello, però io mi sento di fare molto molto meglio. Io diciamo che non ho giocato benissimo. Andrà meglio la prossima stagione allora. Speriamo di sì. Grazie Luca e in bocca al lupo. Grazie a voi. Siamo con Paolo Zoppas, mister del Vittorio Veneto. Allora Paolo, peccato, dispiace sicuramente, poi la lotteria dei rigori va come va, comunque un Vittorio Veneto che ha dimostrato di potersela ancora giocare questa Coppa, anche se poi è andata come è andata. Sì, è un peccato perché secondo me abbiamo buttato via il primo tempo dove abbiamo sbagliato tanto, abbiamo preso un gol creato da diversi errori nostri e poi È un errore proprio del numero 2. gli errori sono stati diversi, non è stato uno, è chiaro che quando sbagli uno, due, tre volte poi prendi gol. Nel secondo tempo meglio, abbiamo creato tanto, siamo riusciti a far gol alla fine e poi i rigori chiaramente sono una lotteria. Con l'inserimento di Spadar c'è stata più spinta da quella parte, poi l'inserimento del capitano ha dato un po' di geometria al centrocampo. Sì, noi abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori con qualità importanti, quindi riusciamo a cambiare anche la partita in corso. Infatti l'inerzia della partita dopo i cambi è cambiata a nostro favore e peccato perché se facevamo gol un po' prima la sensazione era quella che potessimo fare anche il secondo e peccato. Un intervento comunque ordinato, ben messo in campo, è sembrato però che la differenza in classifica non si vedesse per quanto riguarda la classifica di campionato. Sì, sai, le finali sono sempre delle partite molto particolari dove c'è tanta tensione, dove non si riesce a giocare sciolti, quindi diventa difficile imporre il proprio gioco. Noi ci abbiamo provato, abbiamo messo in campo la nostra filosofia anche stasera. Ripeto, peccato per il primo tempo perché abbiamo sbagliato tanto. Se avessimo affrontato il primo tempo in modo diverso, forse il risultato sarebbe stato diverso, forse. Comunque resta la gioia per la vittoria del campionato, dove ad inizio anno magari non ci si credeva molto. Sì, guarda, questo gruppo ha fatto un grandissimo lavoro e siamo partiti un po' a fari spenti, siamo cresciuti pian pianino, abbiamo vinto il campionato, siamo arrivati in finale di Coppa, quindi insomma io credo che il lavoro fatto sia stato ottimo, questa sarebbe stata la ciliegina sulla torta, peccato. Va bene comunque, il prossimo anno il Vittorio Veneto tornerà in eccellenza, mister Zoppas sarà ancora qui. Sì, sono ancora qui e ci rivediamo presto.